Padre e figlio, una storia particolare, te la lascio raccontare a te. Una storia particolare, una storia come tanti altri. Andiamo avanti a seguire il Palermo, passione infinita e niente, ci spostiamo dal Veneto alla Sicilia per seguire il Palermo, perché il Palermo merita questo e altro. Quest'anno, tra l'altro, ci crediamo più degli altri anni, sono convinto che faremo un buon campionato e poi magari, chissà, l'anno prossimo possiamo festeggiare qualcosa, ma non diciamo cosa perché siamo un po' scaramantici. Non diciamo cosa. Tra l'altro partiamo forte perché c'è lo Spezia subito che è una retrocessa alla Serie A in Coppa Italia, il Bari che finista playoff alla prima giornata, insomma già potremmo vedere subito di che pasta siamo fatti. Non è detto, magari è il momento migliore per incontrare una squadra come il Bari, perché inizio stagione tutte le squadre ancora non sono rodate al massimo, non tutti ottengono il 100%, vale anche per il Palermo. Di solito col Bari credo abbiamo una buona tradizione, anche l'anno scorso è andata bene, anche in Lega Pro è andata bene, io spero tanto che il Palermo possa andare avanti in Coppa Italia, anche per incontrare poi nei turni successivi qualche squadra di Serie A forte. Credo che se dovesse superare i primi due turni il Palermo andrebbe a giocare contro il Sassuolo, che è un'ottima formazione di Serie A. Speriamo, siamo qua, con tanta fiducia, con tanta fiducia. E dicevamo una tradizione che si tramanda di padre in figlio, tu nel vedere anche tanti giocatori in una squadra che è gestita dal City Football Group, cosa provi? Ma di certo quando ho saputo, soprattutto quando poco tempo fa il City Group ha comprato il Palermo, ero molto emozionato, felice, perché comunque il City Group l'abbiamo visto anche quest'anno, una società che è riuscita a fare il triplete con il suo Manchester City. Poi è una società ricchissima, quindi non avremmo avuto grandi problemi per il calciomercato, soprattutto ultimamente stiamo vedendo grandi acquisti che sta facendo come Ceccaroni, Insigne, Mancuso, e quindi io posso solamente sperare che questo campionato vada meglio del nostro nuovo esordio in Serie B e che quindi potremmo riuscire, non dico ad andare in Serie A con la promozione diretta, ma anche tramite playoff. E tra tutti i nomi che si fanno di calciomercato, il calciomercato ormai impazza, tu che sogno hai? Un sogno in particolare in realtà non ce l'ho, però quello che vorrei vedere al Palermo è innanzitutto un nuovo allenatore, perché devo dire davvero questo Corini non mi intriga molto. Poi mi piacerebbe vedere un buon regista al Palermo che imposti il gioco, però quegli acquisti che sta facendo adesso il Palermo sia per la difesa sia per l'attacco mi stanno piacendo molto e non chiederei di più. Tanti tifosi oggi a Ronzone, tu che sei diciamo un esponente storico del tifo rosanero, cosa provi intanto nel vedere tutta questa gente attorno alla squadra dopo tanti anni? Ma nessuna sorpresa se consideriamo quello che è successo da playoff in poi, però c'è un pochino più di convinzione, un pochino tanta, nonostante la delusione, perché si parla dell'ultima di campionato, non voglio neanche citare la partita, si sente che qualcosa è cambiato nell'organico, nell'organizzazione e anche nell'entusiasmo dei tifosi. Molte persone qui sono nel nord, io ho calcolato che da Milano sono 13 trasferte entro 300 km e non c'è nessuna scusa per non poter partecipare ad ogni trasferta. Già si pensa a Reggio Emilia, si pensa a quelle vicine, chi va in ferie giù penserà vediamo cosa succede col campionato, quindi sicuramente l'entusiasmo nuovo, questo assolutamente sì, anche se devo dire che dal 2019 è un po' un nuovo corso e i tifosi si sono, pandemia a parte, fatti sempre sentire. Anche perché la squadra comunque risponde bene, ieri prima amichevole, qualche piccolo sprazzo si è visto, Basic, Insigne, tu come l'hai vista? Vasic dopo 20 secondi non eravamo preparati mentalmente. A me è piaciuto tanto Buttaro l'ho visto anche più avanti rispetto a Insigne, infatti tante volte andava oltre, bisogna capire come giocheremo, poi le squadre erano abbastanza assortite tra il primo e il secondo tempo, Ceccaroni al primo tempo, Lucione al secondo, vedremo, partendo dal 4-3-3, Brunoni stranamente ha segnato solamente un gol. Il primo, dico, poi ha avuto anche qualche occasione, grandi portieri, io avrei preso tutti e due portieri così, tanto perché c'era anche la mamma del secondo portiere che ha parato il rigore, ho detto signora sul pullman c'è un posto se vuole, non ci sono problemi, quindi sicuramente, ma vedo la gente felice di poter partecipare a questa cosa, felice di poter essere parte del progetto, perché quest'anno ognuno deve fare la sua parte.